È il sabato dei verdetti, è il sabato che chiude la regular season di Serie A. Buon pomeriggio dal Palasport di Fasano da Davide Menolascina. Si gioca Capurso, Mantova, la salvezza passa da qui. Chiaffarato di disputare i play-out, mentre in caso, attenzione intanto a Pires che sfonda a sinistra. Pires entra in area, la messa di rimorchi, arriva! Subito il vantaggio dopo 30 secondi. Segna Nicolas Lamas e 1-0 Capurso. Partenza perfetta per i padroni di casa. Donadoni va da Cabeza, controlla il pallone, prova a girarsi, ci riesce. Cabeza verso il secondo palo, incredibilmente Caicche non la devia, con un intervento a circa 2 minuti dalla fine nel 4-3 sul Sala Consilina. Super parata. Moabz intanto col sinistro! Eccolo qui Moabz, fa 1-1. Il Mantova pareggia tutto, 7 minuti, nuovamente tutto in equilibrio. Pedrinho sul pallone, poi Perry. Buono il pallone per Lamas sulla sinistra, con l'esterno. Pires, ancora da Lamas, che torna da Pires, in porta col pallone. Il Capurso è nuovamente in vantaggio. Lamas stavolta restituisce il favore a Gonza Pires, esultano proprio loro due. 10 minuti, Capurso 2, Mantova 1. Pires cerca di contenerlo, ancora Moabz, sterzata. Ceccato vuole il pallone, la palla invece per Donadoni che calcia, la mette fuori di poco. Palla arriva verso Perry che non può aspettare l'uscita di Micoli, riesce ad evitare l'intervento di Moabz. Ancora Perry, vuole calciare in porta, sempre Perry verso Pires che fa doppietta e fa 3-1. Che giocata di Perry che percorre tutto il campo e poi offre a Pires il pallone per il gol numero 27 della sua stagione. Perry alle spalle della difesa dove c'è Lamas, aggancia il pallone, l'Eleco dalle sue parti, suolata per il destro da parte di Grandinetti che scheggia la traversa. Caicche dalla distanza sul petto di Perry, ancora Caicche, Mascherone in porta, corsa alle distanze il Mantova che vuole restare attaccato alla partita. 3-2 a inizio ripresa. Nuovamente l'Eleco, cerca spazio per il tiro, Lamas ruba la palla, l'Eleco lo tocca, Lamas ancora con l'esterno per Pires che firma il 4-2 del Capurso che può valere una stagione. 4-0-6 da giocare, avanti nuovamente di 2 reti i padroni di casa nel boato del Palasport di Fasano. Moabz, Pires gliela ruba, Lamas può puntare alla porta, Lamas salta Cabeza, Lamas si allunga per il 5-2 che porta su più 3 il Capurso a 2:32 dalla fine della partita. Cabeza, botta forte, serie di deviazioni, Micoli ancora da terra, dice di no a Donadoni e si batte i pugni sul petto. Pires calcia ancora verso la porta, la centra ancora il capocannoniere del campionato. Gonza Pires mette la firma definitiva sulla salvezza del Capurso. Donadoni per Moabz e quindi sarà play out tra Active e Pomezia. Intanto Moabz fa un altro gran gol, palla sotto la traversa, 26 secondi dal termine. Applausi anche da parte del pubblico di casa. E si attende soltanto il suono della sirena. Finisce a Fasano, Capurso batte 6-3 il Mantova e ottiene la salvezza diretta. Sarà in Serie A anche nella stagione 2026-2027.